Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitario, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Allora, dobbiamo parlare del crepuscolo della religione nell'età della tecnica. E quindi qui cominciamo a capire che cos'è una religione. Tante volte si sente parlare di religione giudaico-cristiana, oppure di religione greca. No, niente da fare. I greci non hanno religione, i greci hanno dei miti. Il mito, a differenza della religione, considera il tempo dove l'età dell'oro è alle spalle e le età che seguono sono nella configurazione della decadenza. Esiodo, nelle opere I giorni, dice che dall'età dell'oro siamo ormai decaduti nell'età del ferro, meno male che non ha visto i nostri tempi. E la caratteristica del mito è la nostalgia dell'età felice, che era l'origine dei tempi. La religione, il mito guarda il passato, la religione invece no, la religione guarda il futuro, la sua categoria non è la nostalgia, è la speranza. Il futuro è una promessa e allora bisogna tenere ferme le parole, mito che riguarda il passato, religione che guarda il futuro, sentimento di fondo del mito, la nostalgia, sentimento di fondo della religione è la speranza. Ma per capire che cos'è una religione dobbiamo fare una piccola dissertazione sul tempo, perché noi ormai conosciamo solo la forma più miserabile del tempo, che è il tempo cronologico. Ma il tempo ha tante configurazioni. I greci, che assumevano la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece, concepiscono il tempo sul modello della natura, quindi una sorta di tempo ciclico, simile al tempo degli agricoltori. Inverno, primavera, estate, autunno e poi il ciclo ricomincia. E chi ha visto tanti cicli, che sono le persone anziane, possono insegnare a chi ne ha visti pochi, che sono i giovani. Il tempo ciclico è poi differenziato al suo interno da due sottoconfigurazioni del tempo, che sono rispettivamente il tempo contemplativo, il tempo regolato da quel verbo fondamentale della cultura greca che è il verbo orao, da cui la parola panorama, dove c'è uno sguardo sul mondo in termini di contemplazione. Questa contemplazione non è da intendersi come una sorta di incanto dove si resta imbambolati di fronte alla natura. No, contemplazione è il modo con cui abbiamo tradotto in italiano la parola teoria e che consiste nel osservare con attenzione la natura, catturarne le costanti,
costruire una città secondo natura e la conduzione della vita secondo natura, perché la natura è lo sfondo, una natura che non è creata da Dio, ma ospita uomini e dei. Orao. I greci poi hanno un altro tempo, a differenza di questo che potremmo considerare il tempo della natura, un tempo che loro chiamano scopico, dal verbo scopeo. Scopeo è un verbo che sta a significare che io osservo qualcosa non per contemplarla, ma per raggiungere un obiettivo, raggiungere uno scopo, diremmo noi in italiano. La parola scopo viene appunto da scopeo. Non so, un ricercatore considera appunto lo scopo della sua ricerca, il suo sguardo non è di natura contemplativa, ma di natura scopica. Il tempo scopico è un tempo molto breve, caratterizzato dal fatto che lo strumento che mi consente di raggiungere il fine deve essere molto vicino al fine. Se io ho i soldi per comprare una casa ma non ci sono case, quei soldi non sono uno strumento. Oppure se ci sono i casi ma non ho i soldi per comprarli in quel momento, quelle case sono sogni, non sono fini. Allora ci vuole una bella e stretta correlazione tra scopo e fine. Questa stretta collaborazione tra scopo e fine fa sì che il tempo scopico consideri il recente passato e l'immediato futuro, un tempo molto breve e molto connesso tra mezzo e scopo. Oggi potremmo definirlo che è il tempo della tecnica. La tecnica ragiona sul tempo ravvicinato tra mezzo e scopo. E qui capiamo subito che in una cultura tecnologica non c'è tanta possibilità di pensare a tempi escatologici, tempi che pensano alla fine del mondo, tempi che pensano alla salvezza al di là di questa vita terrena. Per cui il crepuscolo della religione non è tanto nel laicismo, non è tanto nell'ateismo, tantomeno nell'agnosticismo, è piuttosto in questa psicologia per cui il tempo è un tempo ravvicinato, è un tempo caratterizzato addirittura direi da una sorta di velocizzazione del tempo. Oggi nell'età della tecnica viviamo con i valori della tecnica che sono efficienza, produttività, funzionalità e velocizzazione del tempo. Un tempo che ha già superato la capacità psichica di essere all'altezza di questa velocità. Infatti stiamo male. Questa considerazione va tenuta presente, perché è impensabile che gli italiani che vivono in una terra piena di sole, in una terra dove si mangia bene, una terra dove si parla molto, parlare molto fa bene, perché chi non parla dopo deve andare a parlare a pagamento con uno psicanalista, eppure ciò nonostante il 55% degli italiani prende psicofarmaci, stressati dalla velocizzazione del tempo. Bene, questa è la cultura greca, tempo contemplativo, tempo teorico, tempo di sguardo sulla natura e tempo scopico. La tradizione giudaico-cristiana inventa invece una figura del tempo radicalmente diversa, di una differenza radicale. Perché pensi il tempo che non è più un ciclo, ma è un tempo lineare, dove il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvezza, il futuro sempre positivo. Questa concezione del tempo colloca il futuro, questo tempo viene chiamato tempo escatologico. Escato è una parola greca che sta a significare lontano in ordine allo spazio e ultimo in ordine al tempo. Le religioni nascono, le religioni sono i fondatori di questo tempo e fondando questo tempo fondano la storia. La storia nasce quando il tempo è scritto in un disegno, che nella specie cristiana è il disegno della salvezza.
E quando il tempo è carico di un disegno, quel tempo diventa storia. I greci non avevano storia, perché per loro il tempo era ciclico, non era scritto in un disegno, era l'eterna ripetizione dei cicli della natura. E anche se la parola storia è una parola greca, istor è lo storico, ma istor vuol dire colui che ha visto e perciò può raccontare. Erodoto è uno che ha visto e racconta nelle sue storie quello che ha visto. Non è storia, è cronaca. Tucidide, che è l'altro grande storico greco, come lo chiamiamo noi, nella confusione del linguaggio a cui siamo perfettamente a nostro agio, dice che lui comincia le storie 10 anni prima della sua nascita, perché prima non ha visto e non ha sentito niente. E parla a partire da quello che ha sentito prima della sua nascita. Dice in greco ume galudi e gesti, prima non è successo niente perché non so niente, non ve lo posso raccontare. E quindi anche lui a sua volta è uno che fa cronaca. Invece il mondo cristiano, che concepisce il tempo in modo lineare, scrive il tempo in un orizzonte di senso, in un disegno, che è nella fattispecie il disegno della salvezza. E quando il tempo è scritto in un disegno diventa storia, per cui la storia nasce solo in ambito religioso. Fuori di lì non c'è storia. Quello che caratterizza è che quando il tempo è scritto in un disegno diventa storia, io trovo molto appropriato anche quando i giovani dicono io ho avuto una storia. E il tempo in cui hanno avuto una storia era un tempo che era diverso da prima e da dopo. Non era più un tempo cronologico, era un tempo carico di senso, in questo caso carico di un senso d'amore, per cui ha una storia, che finisca bene o che finisca male, è un tempo che assume una sua qualità differente rispetto al tempo di prima e di dopo. La tradizione giudaico-cristiana ha una storia, inaugura la storia. La storia è sempre di origine religiosa. E la storia dell'Occidente incomincia con un errore madornale. Quando Yahweh allontana Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dice ad Adamo: dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. Fonda quella concezione che ha devastato e continua a devastare anche il nostro tempo, che è l'antropocentrismo. L'uomo, imago Dei, al vertice del creato, riceve da Dio l'ordine di dominarlo. Oggi ne assistiamo agli effetti devastanti di questa concezione, per cui potremmo salvare la Terra alla sola condizione che si faccia un passaggio culturale da una concezione antropocentrica, devastante, a una concezione biocentrica, dove al centro c'è la vita, non l'uomo, il quale è inserito al pari di tutti i viventi nella catena dell'essere, senza avere il privilegio di governare, di dominare tutte le cose. Questa concezione cristiana del dominio ha avuto una forza incredibile, perché ha immesso nell'Occidente un ottimismo veramente efficace. E questo ottimismo consiste nel fatto che il futuro è sempre positivo. In ambito religioso il passato è negativo perché è peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Il futuro è positivo. Anche la scienza, che si solita contrapporre alla religione, pensa allo stesso identico modo, perché il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso, cristianesimo laicizzato. Anche Marx è un grande cristiano. Pensa che il passato sia ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra, il futuro è sempre positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione che porta il titolo L'avvenire di un'illusione,
pensa che nel passato si formano le nevrosi, i traumi, nel presente la psicoterapia, nel futuro la guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. E quindi sono assolutamente inutili quelle differenze che si fanno tra cristiani, tra credenti, atei, agnostici, laici. Sono tutti cristiani, perché tutti guardano al futuro come un tempo che porta rimedio ai mali del presente. Questa è religione, non è mito, è religione. Ecco, la categoria di fondo è la speranza. Io quando sento i politici che dicono speriamo, auspichiamo, auguriamoci, queste sono tutte parole della passività, che appoggiano sulla fiducia che il presente porta rimedio al male che il futuro porta rimedio ai mali del presente. Non è vero. Il futuro è un tempo come un altro, se non fai niente non è che arriva il futuro, non è che c'è la provvidenza, anzi a questo proposito non mi pare un libro particolarmente educativo, anche se è un'opera letteraria bellissima, che sono I Promessi Sposi, che si insegna ai giovani che la storia la fa la provvidenza, e loro cosa devono fare? No, non è un messaggio buono questo, è un messaggio cristiano che porta all'inerzia. Giustamente Pasolini aveva tolto la categoria della speranza dal suo vocabolario, è una parola della passività. Questo, la cultura cristiana del futuro come promessa ha trovato la sua espressione anche nella rivoluzione. Le rivoluzioni vivono dell'input cristiano, dell'escatologia. La rivoluzione è qualcosa che vuole nuovi tempi, nuovi cieli, nuove terre. La rivoluzione fa cambiare il calendario, si ricomincia tutto da capo, in vista di una renovatio mundi. La rivoluzione esplode in tempi brevi. È quello che vuole il rinnovamento del mondo, nuovi cieli, nuove terre. È profondamente cristiana la rivoluzione. Così come cristiana l'utopia, che a differenza della rivoluzione vuole tanto tempo, ma in vista del futuro che deve portare rimedio ai mali del passato. Della scienza abbiamo detto, lei stessa vive di cristianesimo, ipotizzando che il futuro sia progresso, mentre il passato è ignoranza e quindi qualcosa di negativo. Se non che un certo giorno Nietzsche dice Dio è morto. Dio è morto non vuol dire Dio esiste o Dio non esiste, non sono problemi che interessano a Nietzsche questo. Dire che Dio è morto vuol dire che prima era vivo. E allora se noi facciamo riferimento al Medioevo dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, dove l'arte è arte sacra, persino la donna è donna angelo, Dio esiste come? Perché se tolgo la parola Dio non capisco niente di quell'epoca, ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco perfettamente. Non lo capirei più se togliessi la parola tecnica o se togliessi la parola denaro, ma se tolgo la parola Dio lo capisco ancora. Dio è morto. La morte di Dio, giustamente, Nietzsche non la fa annunciare da Lazio, non gli interessano queste differenze tra credenti e non credenti, intorno a cui agitiamo le nostre inutili discussioni. Lo fa annunciare dal folle, perché se Dio non è più una promessa, allora non abbiamo più un orientamento. E infatti il folle entra nella piazza dove ci sono i mercanti, il rappresentante del denaro, dove ci sono gli atei, i quali lo prendono in giro questo folle che con questa lanterna in pieno giorno annuncia che Dio è morto. E loro dicono: ma che cosa è successo? È emigrato? Ha avuto paura di noi? Non possiamo cercarlo, l'abbiamo perso. Lo prendono un po' in giro. E invece il folle con molta serietà dice: no, noi l'abbiamo ucciso. Noi abbiamo fatto il più grande dei delitti. Dove andiamo adesso noi ora? Dov'è un alto e un basso? Come abbiamo potuto bere l'intero orizzonte?
andiamo precipitando verso un assoluto nulla. Che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Dio è morto, ma se Dio è morto, allora la promessa del futuro come salvezza, collassa. E se collassa il futuro come promessa, automaticamente si entra in quella che Nietzsche chiama nichilismo e che definisce con 3 battute molto pesanti. Manca lo scopo, eccolo qui lo scopo, manca il futuro come promessa, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Se il futuro non è una promessa, se il futuro è una minaccia, come scrive Miguel Benassayag in un bel libro intitolato L'epoca delle passioni tristi, dedicato ai giovani, se il futuro non è una promessa, o quantomeno è imprevedibile, non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare, perché devo lavorare e al limite perché devo stare al mondo. Terza battuta, tutti i valori si svalutano. Dunque che i valori si svalutano mi pare una considerazione particolarmente interessante, perché i valori non sono delle entità metafisiche che scendono dal cielo e organizzano la società. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene più idonei alla riduzione della conflittualità, niente di più, niente di meno. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, almeno formale. Sono cambiati tutti i valori, non è mica finita la storia. Meno male che i valori cambiano, altrimenti saremmo ancora all'età dei babilonesi. Quelli che per noi sono valori sono disvalori per i musulmani hanno altri valori. Quindi i valori sono dei coefficienti sociali, tenendo bene fermi i quali la società può vivere in una condizione migliore di pace. Ma poi cambiano continuamente, quindi la svalutazione dei valori non è una cosa interessante. E quando le persone anziane dicono sono crollati tutti i valori, va bene, poco male, se ne inventeranno degli altri, niente di pericoloso. Pericoloso invece è che manca lo scopo e manca la risposta al perché. E tutti i valori si svalutano, non è interessante. Manca la risposta al perché, quindi i giovani stanno male in un contesto di questo genere. E io sono assolutamente convinto che i giovani oggi bevono tanto, si drogano, ma non penso per il piacere che possa dare questi elementi. Può darsi, non lo so, io non li ho mai provati, non perché sono virtuoso, ma perché sono nato in un'epoca dove queste robe non c'erano e quindi le ho perse. Ma perché penso che utilizzino queste sostanze come un anestetico. Vogliono anestetizzarsi dall'angoscia che provano quando sporgono il loro sguardo sul futuro. E allora vivono il presente in presa diretta 24 ore su 24, anestetizzandosi per non soffrire troppo guardando innanzi a sé. Sto esagerando forse nella descrizione del fenomeno, ma la linea di discorso è esattamente questa. È crollato il futuro, ma col crollo del futuro crolla anche la religione, inevitabilmente. Perché è stata lei a promettere che c'è un futuro, è stata lei a inaugurarlo, è stata lei a scrivere il tempo in un disegno, e quando è scritto in un disegno diventa storia, è stata lei a fare la storia. Ma sto parlando della religione cristiana, ma potrei parlare della religione islamica e di tutte le religioni del mondo. E quando crollano queste configurazioni, automaticamente il futuro perde significato. La religione costituisce anche una struttura di appartenenza, no? Noi siamo tutti cristiani. Quelli vecchi come me ricorderanno che all'epoca in cui ero bambino dire ma questo è un uomo, questo è anche lui un uomo,
o dire questo è anche lui un cristiano, era la stessa cosa, c'era una perfetta identificazione tra cristiano e uomo, no? Ecco, che era appunto il prodotto di questa cultura. Però una volta che Dio non fa più mondo e quindi anche la sua promessa collassa, e allora ci troviamo in questo contesto abbastanza tragico, senza speranza, e agitare speranze significa agitare parole vuote. Stavo dicendo che prima che la religione costituisce la nostra identità etnica, usiamo pure queste parole, costituisce la nostra appartenenza, e sulla base dell'appartenenza e dell'identità non c'è la possibilità di mediare. Si può mediare a livello di contrapposizione di interessi, ma non in contrapposizione di identità e di appartenenza. Per questo le guerre di religione sono le più bestiali. Ci vuole sangue, tanto sangue. Tu devi distruggere, perché in gioco non c'è un interesse con cui puoi entrare in un rapporto di mediazione, ma c'è la tua identità e la tua appartenenza. E poi gli eserciti invocano sempre Dio. Mi ricordo che in occasione della guerra in Iraq sia i musulmani ritenevano che Dio proteggeva i suoi eserciti e sia Bush Senior diceva le stesse cose, tenendo conto che sia il Dio dei musulmani sia il Dio dei cristiani è lo stesso, perché è sempre il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Era lo stesso Dio, diviso in due, metà uno, metà l'altro, sempre in nome di Dio si facevano le cose più tremende. Questo è il contesto religioso. Bene, noi oggi viviamo in quella che io vado chiamando l'età della tecnica, che distingue dalla tecnologia. La tecnologia è questo microfono, il frigorifero che avete in casa, il telefonino che avete in tasca. La tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo, la più perfetta. La formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Con l'impiego minimo dei mezzi. È una razionalità che la tecnica ha in comune anche con il mercato. Però il mercato ha ancora una passione umana, da cui la tecnica è del tutto esonerata, per cui la sua razionalità è pura. Perché il mercato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro. Condivide la stessa mentalità razionale della tecnica, tant'è che adesso nessuno più fa un'obiezione. Quando ci sono fabbriche che chiudono, la gente cosa dice? Il mercato. Come se il mercato fosse una legge di natura. Cioè questa razionalità è diventato il nostro modo di pensare, un modo di pensare abbastanza tragico. E infatti Martin Heidegger dice: inquietante non è che il mondo diventi un unico enorme apparato tecnico. La cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, e siamo al terzo grado di inquietudine, è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto. Denken als Rechnen, pensiero calcolante, non ne abbiamo un altro. Calcoli economici, calcoli tecnici. Perché solo questo pensiero come calcoli sa individuare l'utile. E allora non capiamo più che cosa è bello, che cosa è buono, che cosa è giusto, che cosa è vero, che cosa è santo, capiamo solo quello che è utile. Con questo tipo di pensieri non ne abbiamo un altro in grado di contrapporsi a questo. La tecnica poi, bisogna smettere di pensare che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo, vi prego, non pensiamo a queste cose così elementari. La tecnica non è un mezzo, è un mondo. È un mondo, e il mondo della tecnica ha questa caratteristica, che la tecnica non ha scopi, non dischiude orizzonti di senso, come faceva invece la religione. Non apre scenari di salvezza, non dice la verità, la tecnica funziona.
e il suo funzionamento è diventato globale, universale. Nel 1968, sempre Martin Heidegger, intervistato dal direttore di Der Spiegel, che è una grossa rivista giornalistica tedesca, che lo interrogava a proposito della tecnica, Heidegger dice: tutto funziona, questo è l'inquietante, che tutto funziona e ogni funzionare induce ad un ulteriore funzionare, e il secondo funzionare un terzo funzionare, senza scopo. Senza scopo. Non so se lei, dice Heidegger al direttore di Der Spiegel, è stato impressionato quando l'uomo è sbarcato sulla Luna. Io sono stato molto impressionato, dice Heidegger. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla Terra. Già oggi l'uomo non abita più la Terra, perché abita solamente la tecnica. Lo diceva nel 1968, quando non c'era ancora l'informatica, non c'era l'intelligenza artificiale, non c'erano tutte queste cose. Per cui ogni tanto varrebbe la pena di dare un'occhiata alla filosofia, si scoprirebbero delle cose abbastanza profetiche. Quando la tecnica è diventata un mondo, ma ce lo segnala Hegel, nel 1816 Hegel scrive un libro di logica e dedica 200 pagine per dire due cose. Primo, che la ricchezza delle nazioni non sarà più costituita dai beni, ma dagli strumenti, perché chi ha i beni si consumano, mentre gli strumenti continuano a produrre beni, per cui la vera ricchezza è avere gli strumenti, non i beni. E così smantella il primo grande trattato di economia politica di Adam Smith, scritto 40 anni prima di queste considerazioni di Hegel, e stabilisce che il futuro sarà, la ricchezza del futuro sarà il possesso degli strumenti. Ma poi fa un altro teorema ancora più interessante, che dice: quando un fenomeno aumenta quantitativamente, parliamo di quantità, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio. Se qui viene un terremoto di 2 gradi dalla scala Mercalli neanche ce ne accorgiamo, se viene un terremoto di 9 gradi questo teatro non c'è più e abbiamo un mutamento qualitativo del paesaggio, perché saremo qui di fronte a un cumulo di macerie. Quindi la quantità, se aumenta, determina la variazione del paesaggio radicale. Allora la tecnica poteva essere considerata uno strumento quando era modesta. Infatti quando il coro nella tragedia di Eschilo, il Prometeo incatenato chiede a Prometeo: dimmi, è più forte la tecnica o le leggi della natura? E Prometeo risponde: tecne dananche astenestera, macro, la tecnica è di gran lunga più debole, astenestera, più debolezza, rispetto alla nanche, la necessità che tiene ferme le leggi di natura. Lo stesso Prometeo a dirlo. E anche Sofocle dice che l'aratro offende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Anche la barca, anche la nave solca le acque del mare, ma la calma trasognata delle acque ricompone la quiete. Quindi la natura è più forte della tecnica. Giusto, ma perché la tecnica era molto modesta e l'uomo poteva ancora considerarsi soggetto e la tecnica strumento a sua disposizione. Ma quando la tecnica aumenta in una maniera abnorme, allora si capovolge il rapporto mezzo-scopo. Il primo a utilizzare questo argomento di Hegel è Marx, il quale dice: tutti considerano il denaro un mezzo per realizzare certi scopi, che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni, che sono i fini. Ma, dice Marx, il denaro aumenta quantitativamente, fino a diventare la condizione universale. Per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma è il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni.
Abbiamo qui il capovolgimento dei mezzi infini. Cioè non è più l'agire, non è più il prospettarci di un fine che va alla ricerca dei mezzi, ma il mezzo che rende possibile qualsivoglia fine con la sua strumentazione e col denaro. Se noi applichiamo questo argomento alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo scopo che tutti vogliono. Perché senza la tecnica gli scopi restano sogni. Non so se vi siete mai chiesti per quale ragione l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 e non nel 1960, giusto per fare due date. Perché nel 1960 la tecnica sovietica era enormemente più in avanti rispetto alla tecnica del suo antagonista che era il capitalismo americano. E quelli vecchi come me ricorderanno che il primo lancio nello spazio, il primo Sputnik è stato lanciato dall'Unione Sovietica quando l'America non era ancora in grado di farlo. E allora il fine, che è l'egemonia del comunismo, sta in piedi perché c'è la tecnica che lo sostiene. Ma quando nel 1989 Gorbaciov incontra Reagan nella capitale dell'Islanda e gli chiede di non fare lo scudo stellato perché l'Unione Sovietica non avrebbe avuto una contropartita da opporre, allora l'Unione Sovietica era in una condizione la cui tecnica era infinitamente inferiore a quella del suo antagonista, a quel punto lo scopo, l'egemonia del comunismo, collassa. Quindi l'Unione Sovietica è collassata non per ragioni umanistiche, non perché la gente trovava i negozi vuoti, non perché non poteva uscire dal territorio sovietico, non perché era controllato, non perché c'era un papa anticomunista che ce l'ha messa tutto per far crollare il comunismo. Non sono mai queste ragioni umanistiche a decidere i grandi rivolgimenti della storia. L'Unione Sovietica è crollata perché la sua tecnica era decisamente inferiore e quindi il fine, l'egemonia del comunismo non era più sostenibile. Ora cosa succede? Io qui mi limiterò a due piccoli scenari per farvi percepire che cosa vuol dire età della tecnica. Innanzitutto la politica. Se la tecnica è un mondo, la politica non è più il luogo della decisione. Platone, che aveva inventato la politica, l'aveva chiamata basiliché tecnica regia, perché mentre le tecniche sanno come si devono fare le cose, la politica decide se e perché si devono fare, quindi le governa. Oggi la politica non governa, non è più il luogo della decisione, perché la politica per decidere guarda l'economia. Allora il luogo della decisione si sposta dalla politica all'economia. La Meloni è radicalmente diversa come visione del mondo da Draghi, però l'economia decide che bisogna fare una manovra come l'avrebbe fatta Draghi, perché là è il luogo della decisione, non più nella politica. E cosa fa la politica? Cosa fanno i politici? Vanno in televisione, non so. Ma soprattutto la politica oggi è semplicemente un rassemblement, una raccolta di una sorta di psiche collettiva per cui ci sono dei conservatori, dei rivoluzionari, dei riformisti che trovano nei politici i loro rappresentanti, ma sono politici impotenti perché il luogo della decisione si è spostato. Ma l'economia è l'ultima istanza? No, perché come fa l'economia a fare i suoi investimenti? Guarda le risorse tecnologiche, le novità tecnologiche. E allora il luogo della decisione si è spostato nella tecnica. E la tecnica ho detto prima, non ha scopi. La tecnica, di lei si potrebbe dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza. Cosa vuole la volontà di potenza? Vuole se stessa. Cosa vuole la tecnica? Il suo autopotenziamento, a prescindere dagli scopi. Non ha scopi.
E allora ci troviamo che il luogo della decisione avviene in uno scenario dove lo scopo non c'è, dove la promessa non c'è, dove il futuro, l'obiettivo non c'è. E noi ci troviamo in un contesto dove oggi la nostra capacità di fare è di gran lunga superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci muoviamo a mosca cieca. E se è vero che Prometeo, il cui nome significa colui che vede in anticipo, e Prometeo era il semidio che aveva dato la tecnica agli uomini, oggi noi ci troviamo proprio in un contesto dove gli scopi non si vedono. Gli scopi non si vedono. E mentre i greci saggiamente avevano incatenato Prometeo, noi l'abbiamo scatenato, al punto che, come dicevo prima, gli effetti del nostro fare superano di gran lunga la nostra capacità di prevedere. Per cui la domanda che dobbiamo porci non è cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi ormai. Questa è la vera domanda. La tecnica, la politica, la democrazia. La tecnica pone sul tavolo dei problemi che oltrepassano di gran lunga la competenza media di ciascuno di noi. Se ci chiedono di fare un referendum sulle armi nucleari, se aprire o meno le centrali nucleari, noi per votare democraticamente dovremmo prendere delle decisioni razionali, cioè essere competenti. Ma per votare razionalmente, in questo caso, io dovrei essere un fisico nucleare. E siccome non sono un fisico nucleare, e allora come si fa a votare? Si vota su base irrazionale. Appartengo a una fede, ascolto quello che mi dice il mio rappresentante, appartengo a un partito politico, ascolto quello che mi dice il mio partito. Non appartengo né a uno né all'altro, allora mi piace quel politico lì, quel che dice, perché mi muove, mi compie in me una mozione degli affetti, quindi seguo lui, a prescindere, no? Perché la tecnica mette sul tavolo cose che oltrepassano la nostra competenza. Organismi geneticamente modificati, dovrei essere un biologo molecolare o un genetista, ma non sono né uno né l'altro. Il rimedio è ascoltare la classe dei competenti. Ma vi ricordate la classe dei competenti, gli immunologi, come erano derisi dal potere nell'epoca del Covid, perché dicevano tutti cose diverse, ma per forza dicono cose diverse, perché il metodo scientifico consiste nel fatto che io avanzo delle ipotesi, sottopongo l'esperimento all'ipotesi, se l'esperimento non riesce, abbandono la mia ipotesi e mi aggrego a quella di un altro. Quell'altro fa un'ipotesi, sottopone l'esperimento, l'ipotesi riesce, tutti si aggregano a quello, perché la scienza è fatta così, ma la scienza non si insegna a scuola. La scienza è un sapere oggettivo, valido per tutti, riproducibile ovunque nella sua sperimentazione, da chiunque col medesimo risultato. Bene, di fronte a queste 5 prove oggettive cosa c'è? C'è il Novax che preferisce la sua opinione. Irrazionale. E naturalmente il potere ha interesse di eridere la classe intermedia dei competenti, ha un grande interesse in questo, perché, come dice bene Nietzsche, quando l'umanità diventa gregge, vuole l'animale capo. Ha più effetti. Il populismo è questa roba. Il populismo lo conosceva perfettamente anche Platone, perché se è vero che dei 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro i sofisti, che ingannano la gente con falsi sillogismi, con paralogismi, con false informazioni, e contro i retori che muovono il consenso sulla base della mozione degli affetti creati dalla parola e dall'oratoria, bene, dice Platone, finché non gettiamo fuori dalla città sofisti e retori, la democrazia è impraticabile. Lo diceva Platone. E non c'era la televisione, non c'erano i social. Questo significa età della tecnica, che tu sei incompetente sui problemi in cui dovresti decidere. Quindi la democrazia, come fai? Su base razionale? L'etica sta ancora peggio della politica.
Ah, poi tra le altre cose, scusate, un'altra cosa volevo dire sempre in ambito politico. Vedete che non ci sono più gli scioperi che c'erano una volta, ce n'è uno ogni tanto così che svolge più una funzione di psicologia collettiva, nel senso che il mal comune è mezzo gaudio, non è proprio un mezzo gaudio, ma comunque si ha un po' di conforto quando ci si trova in tanti nella stessa situazione. A me entusiasmavano queste cose, mi piacevano e mi piacciono ancora oggi quando succedono, ma sono del tutto inefficaci. Perché la tecnica non ha bisogno delle piazze. Le piazze non esistono più non perché è crollato il comunismo, ma perché la tecnica ha trovato delle formule più agili per ottenere quello che si vuole. Si chiama no making power, il potere di non fare. È sufficiente che 10 controllori di volo dell'aeroporto di Linate si astengono dal lavoro per una giornata, che si ferma tutta la navigazione aerea. Quindi non hai bisogno delle piazze, basta un piccolo settore di competenti che si astiene. No making power, il potere di non fare. Basta lavorare così. E allora a questo punto le piazze si desertificano, che non ottengono nulla rispetto a questo altro sistema. L'etica sta peggio della politica in età della tecnica. Anzi, dal mio punto di vista l'etica è diventata patetica. Perché cosa fa? Chiede alla tecnica che può di non fare ciò che può. Non si è mai vista nella storia. Quando io sento parlare dei comitati bioetici, non si può fare la fecondazione eterologa, l'inseminazione artificiale, l'utero in affitto, ma di cosa stiamo parlando? Se una cosa si può fare, si fa, punto. Se la tecnica può farlo, lo fa. E tu puoi così implorare, l'etica diventa patetica, nel senso che implora di non farlo, ma prima o poi si fa. E allora cosa fa l'etica? Ma noi abbiamo avuto 3 etiche in Occidente, la faccio corta perché sennò vi annoio troppo. L'etica cristiana, che è stata una grande etica, che ha informato di sé tutto l'ordine giuridico. Voi non lo sapete che l'ordine giuridico è perfettamente cristiano. L'ordine giuridico di tutta Europa. E l'ordine giuridico si fonda sull'etica dell'intenzione. Io quando ero piccolo andavo a catechismo, mi hanno insegnato che per fare peccato mortale ci voleva la piena avvertenza, dovevi sapere quello che facevi, e il deliberato consenso, devi volerlo fare. Oggi per giudicare se tu sei colpevole si esamina se tu eri in grado di intendere, piena avvertenza, e di volere. Intendere e volere. Siamo lì, ancora al catechismo. E allora se sei capace di intendere e volere, sei colpevole. Se invece hai ammazzato qualcuno, ma ti è capitato non lo volevi fare, eccetera, il tuo delitto è colposo. Oppure intenzionale, oppure preterintenzionale. Vedete questa logica dell'intenzione cristiana che conforma l'ordine giuridico. E noi lavoriamo ancora così. Ma nell'età della tecnica, che cosa importa sapere che intenzione aveva, non so, Fermi oppure Oppenheimer quando hanno inventato la bomba atomica? Nessun interesse. Ma molto interessante sapere gli effetti della bomba atomica. Cioè incominciare a misurare l'etica a partire dagli effetti della tua azione, perché quelli si vedano. Mentre l'intenzione, l'interiorità te hominis, come fai a vederla? Ma gli effetti li vedi, su quello devi essere giudicato, sugli effetti della tua azione. Questo ci insegnerà e ci dirà Max Weber. L'altra grande etica è stata formulata da Kant, il quale diceva che siccome tutte le morali sono dedotte dalle rispettive religioni e siccome l'etica deve funzionare per tutti gli uomini, è necessario costruire un'etica sulla base della sola ragione, blosse Vernunft, la sola ragione. E dopo quest'etica si esprime in quella bellissima frase: l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. E qui mi spiace Kant, ma si comporta perfettamente in area cristiana, perché solo nel mondo cristiano l'uomo è pensato come un fine, al vertice del creato, imago Dei. I greci non la pensavano così, pensavano che l'uomo vive tutte le stesse cose che vivono tutti gli enti di natura, nasce, cresce, genera, muore.
al punto che non lo chiamavano neanche uomo, pur avendo due parole per dire uomo, anthropos e aner, e lo chiamavano thanatos, mortale. Basta, questo è l'uomo, al pari di tutti i viventi, alla stessa sorte, mortale. E invece l'uomo è trattato sempre come un figlio, non fa che riproporre il messaggio cristiano che vede l'uomo al vertice del creato. Dopodiché quest'etica non si è mai realizzata, perché se qui viene un immigrato, il fatto che sia uomo non ce lo fa trattare come un fine. Se però diventa uno strumento di profitto, allora sì, lo trattiamo, lo accogliamo, perché ormai la nostra mentalità cristiana ci fa fare questi sghimbesci nella nostra cultura un po' perversa. Ma questo Kant lo sapeva che non si sarebbe mai attuato, ma non importa, perché lui presentava la sua etica come un'idea regolativa. Regolativa sono quelle idee che non si sono ancora realizzate, che però costituiscono una direzione verso cui dobbiamo camminare. Anche la democrazia non si è mai realizzata, ma dobbiamo continuare a perseguirla, perché è qualcosa che non sta in piedi da solo, ma sta in piedi solamente con la nostra attivazione. Il problema è che neppure l'etica di Kant è all'altezza dell'età della tecnica, perché cosa vuol dire trattare l'uomo come un fine? Vuol dire che tutto il resto è un mezzo? Ma oggi come oggi, nell'età della tecnica, l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è a sua volta un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, e la biosfera, sono tutti mezzi? O sono fini da salvaguardare? Abbiamo un'etica che si faccia carico degli enti di natura? No, non ce l'abbiamo. Tutte le etiche pensate in Occidente sono state pensate solo per ridurre la conflittualità tra gli umani. Nient'altro. Gli enti di natura non sono mai stati inclusi nell'ordine etico. Giustificato, perché all'epoca di Kant la Terra era abitata da 800 milioni di abitanti. Oggi siamo a 8 miliardi. E allora forse dobbiamo trattare come fini l'aria, l'acqua, la fauna, la flora, l'atmosfera, la biosfera e non solo l'uomo. A meno di andare incontro a questa dimensione attuale che sotto l'apparenza del progresso ci stiamo avviando verso la catastrofe. L'ultima etica dell'Occidente è stata l'etica di Max Weber, è stato lui a dire che l'etica dell'intenzione cristiana non serve a niente, più nell'età della tecnica non serve a niente. Bisogna introdurre l'etica della responsabilità, cioè tu rispondi delle tue azioni, degli effetti delle tue azioni. Ma Max Weber è molto intelligente, apre una parentesi, finché gli effetti sono prevedibili, chiude la parentesi. Ed è proprio dalla tecnoscienza che gli effetti non sono prevedibili. E qui schiariamoci un'altra idea, perché noi abbiamo delle idee così stantie, così abitudinarie, così ferme, che il nostro cervello tra un po' diventerà un blocco di cemento. Ma facciamole muovere le idee, non cercate le risposte, le ricette, le diagnosi, lasciatele perdere queste soluzioni che servono solo per acquietare l'anima, tenetele belle vive le inquietudini, le domande, non le risposte, le domande bisogna tenere vive nella mente, che quelle fanno turbinare le idee. Abbiamo detto prima, la gente pensa che la tecnica sia un mezzo, ma da quando in qua? Una volta, adesso non è più un mezzo, è un mondo, il concetto di mondo è diverso da quello di mezzo. La scienza è pura, la tecnica è buona o cattiva a secondo dell'uso che se ne fa, ma stiamo scherzando. La tecnica è l'essenza della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per manipolarlo, e quindi l'intenzione è già tecnica, nella qualità del suo sguardo. Se in un bosco va un poeta e un falegname non vedono le stesse cose, perché il poeta trae ispirazione, il falegname vede già armadi, ecco cos'è la tecnoscienza. Cioè, facciamone muovere le idee. Ma chi lo sa, ogni tanto mi scoraggio, dico ma cosa vai in giro a parlare ste robe che tanto la gente sta ferma, capisce solo quello che c'è già in testa. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Quando Umberto Veronesi diceva qui c'è il cancro, dobbiamo fare una ricerca sul cancro, noi giustamente diamo i soldi per raggiungere quello scopo. E faceva bene Veronesi, dopo di lui tutti quelli che l'hanno seguito, a presentare le cose in questa maniera. Ma la scienza non funziona così. La
scienza funziona in un altro modo. Tu studi questa cellula per una decina d'anni, tu studi questa molecola per un'altra decina d'anni, tu studi questo neurotrasmettitore per una quindicina d'anni. Se poi da questi studi, che non sono 3 ma saranno 3.000 al mondo, salta fuori qualcosa di positivo, benvenuto. Non salta fuori niente, beh, va bene, abbiamo perso 10-15 anni. Questo a dire che quelli che noi consideriamo gli scopi della scienza, che non ha scopi, sono semplicemente effetti di procedure. Capito questo concetto? Sono effetti casuali di procedure, perché la scienza, come sapete, procede per prove ed errori e non si scandalizza, perché la scienza è l'unica struttura antropologica che non vive della sua contrapposizione. Ho detto che procede per prove ed errori, e l'errore è lo strumento per migliorare ancora la ricerca. Ma se il Papa dice guardate che Cristo non è risorto, crolla il cristianesimo, non può dire la sua negazione. Se l'ordine della giustizia nega la differenza tra il bene e il male, non c'è più l'ordine della giustizia. Invece la scienza può, perché non ha paura dei suoi errori, anche perché non assume le sue ipotesi verificate come ipotesi eterne, perché se ne trova di migliore abbandona le prime. La fisica di Galileo oggi non è più fisica, appartiene alla storia della fisica, che da quando è arrivata la fisica quantica, quantistica, quell'altra è stata sostanzialmente obliterata, non serve più a spiegare un bel niente. Si capisce allora cos'è la scienza e la sua potenza? E giustamente Bacone diceva scientia est potentia. È vero. E non c'è forza che la possa contrastare. E quindi non assumete questo mio discorso come uno che vuol fare la guerra alla tecnoscienza, tutt'altro. Tutt'altro. Metto solo in guardia dai pericoli che ci può portare, niente di più e niente di meno, ma non ti puoi opporre alla tecnoscienza. Con che cosa? Con l'etica? Con la politica? Con che cosa ti puoi opporre? Quando è cominciata l'età della tecnica? Io seguo qui l'intuizione di un allievo di Heidegger che si chiamava Gunther Anders, il quale è andato in America perché era un ebreo, per evitare le persecuzioni, è andato in America, si è messo a lavorare alla Ford per guadagnarsi il pane, e ha scritto al suo maestro Heidegger: maestro, lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere, io qui alla Ford sono il pastore delle macchine, e il rapporto tra uomo e macchina è già passato alla macchina, dove per macchina non si deve intendere solo la catena di montaggio, la macchina e la tecnica, è già passato a lei. Bene, Gunther Anders dice che l'età della tecnica ha trovato la sua generazione, la sua formula nel nazismo. Anzi, dice addirittura una frase molto pesante, che rispetto all'età della tecnica il nazismo è stato un teatrino di provincia, con tutto il rispetto per i morti, teniamoci chiaro. La frase è pesante, lui era un ebreo e poteva permetterselo di dire, ma dal punto di vista del senso è proprio così, è proprio come dice lui. Ovvero che l'età della tecnica ha trovato la sua formula nel nazismo. Adesso non vi sto a raccontare tutti i passaggi che lui fa per dimostrare questa tesi, vi faccio un esempio, così capiamo subito. C'era una giornalista ungherese, naturalizzata inglese, che ha intervistato il direttore del campo di concentramento di Treblinka, si chiamava Franz Stangl, che è morto una decina d'anni fa, senza mai passare un giorno di galera. Chissà come, vero? Bene, e gli fa 70 interviste che oggi voi potete leggere in un libro molto bello, che è In quelle tenebre, edito da Adelphi. E per 70 volte gli chiede che cosa provava a fare quello che faceva. E Franz Stangl non risponde mai. Alla fine a Città Sereni viene una illuminazione e dice: vuoi vedere che Franz Stangl non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda. E infatti a un certo punto Franz Stangl reagisce un po' nervoso, dice: ma cosa continua a chiedere a me cosa provavo? Io non ero incaricato di provare qualcosa, io ero incaricato di far funzionare il sistema.
Il sistema prevedeva che alle 11 della mattina fossero eliminate 5.000 persone, alle 3 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio altre 3.000, poi tutto doveva essere ripulito e riorganizzato per il giorno dopo, il ritmo doveva essere assolutamente garantito, l'avevo ideato Wirth e funzionava e io lo facevo funzionare, io ero un ottimo funzionario. Quando i nazisti venivano processati a Norimberga dicevano che avevano obbedito agli ordini. Nell'età della tecnica, risposta esatta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio oggi in banca un capo area dice ai suoi funzionari dovete liberare la banca di tutti questi titoli ammalorati che abbiamo e vendetene ciascun funzionario 1.000 al mese a chi vuole investire e non ha competenze economiche. Il funzionario può provare qualcosa, conta molto? No, lui deve eseguire l'ordine, deve fare l'azione descritta e prescritta dal suo capo area, punto. Ho assistito a un convegno di cardiologia dove un medico ritenuto da tutti il più bravo del mondo, un americano, molto anziano, in pensione, il quale diceva, cari colleghi, guardate che i malati di cuore si collocano in una curva di Gauss, immaginate un semicerchio. Quelli che sono in mezzo, che sono i più, se applicate il protocollo funziona. Se però applicate il protocollo a quelli che sono all'inizio o alla fine di questa curva per differenti patologie, li ammazzate col protocollo. Allora io sono un medico, applico il protocollo, non mi importa se uno è in mezzo o se uno è alla fine. Quelli in mezzo e quelli alla fine muoiono, io sono salvo. Uno invece cerca di non applicare il protocollo a chi è all'inizio o alla fine della curva di Gauss. Qualche volta gli va bene, qualche volta gli va male. Quando gli va male, la prima cosa che gli si dice, non hai applicato il protocollo? Vai. Chiaro questo discorso? Un insegnante che non guarda neanche in faccia agli studenti pur avendoli davanti agli occhi tutti i giorni e quando qualcuno si suicida vengono in televisione a dire ma chi l'avrebbe mai detto? Che mi voglio dire ma li guardavi in faccia sti ragazzi che erano davanti a te o no? Bene, però fa bene i programmi ministeriali, li porta a compimento, è a posto. Uno invece che magari parla con i ragazzi in quell'età incerta che si chiama adolescenza, segue i loro passaggi di crescita emotiva eccetera, e poi non finisce i programmi ministeriali, corre dei rischi. E allora? A Brescia abbiamo le fabbriche di mine antiuomo, siamo i più bravi del mondo a farle. Quando un operaio è bravo? Quando su 100 che ne fa, 99 fanno saltare per aria. Perché se su 100 che ne fa, ne fanno saltare per aria solo 50, non è un bravo operaio. Allora dov'è il bene e il male in ciò che fai? No. Come lo fai? Ciò che fai non dipende da te, dipende dall'apparato. Tu puoi ignorare i fini dell'apparato, puoi non conoscerli, oppure li conosci ma non ti riguardano. Le tue azioni, il tuo bene e male viene visualizzato su come fai le cose, non su ciò che fai. Ciò che fai lo decide l'apparato. E tu come lo devi fare? Se vuoi farlo bene devi farlo secondo i valori della tecnica che sono efficienza, funzionalità, produttività, velocizzazione del tempo. Se fai così, bene. E allora se io una volta lavoravo ed ero amico del mio collega di tavolino, eravamo 2 impiegati, io qua, lei là, ed eravamo amici, oggi come oggi, devo stare attento, perché se lui è molto più efficiente e veloce di me, in un momento di crisi salto io. Quindi i rapporti sono di diffidenza ormai. Io che frequento molto la metropolitana a Milano, alle 6 di sera, quando escono tutte queste persone che parlano le impiegate, parlano tutte male una dell'altra, come se fossero tutte nemiche. Ma per quale ragione? Ma perché il clima ormai è questo, di competizione, a scuola, sul lavoro. E dove è finita l'umanità a questo punto? Tenendo conto che se la tecnica è la forma più alta di razionalità e noi abbiamo interiorizzato i valori della tecnica
e pensiamo secondo quei valori, come siamo obbligati a pensare, non puoi andare a lavoro se non sai le ultime notizie di quello che è successo, non dico nel mondo, ma nell'ambito del tuo mondo lavorativo, per cui magari ti alzi anche la notte per vedere se è arrivata qualche mail, oppure se ti telefono devi rispondere al telefono, perché se non rispondi al telefono ti devi giustificare, no? Ma vi rendete conto? Ecco, questa situazione mi viene in mente che una volta ci possiamo ribellare noi a queste cose, no. Una volta ho accompagnato mio nipotino a scuola, c'è una signora che mi ha riconosciuto e mi dice: professore, c'è mio figlio che fa la quarta elementare, vuole un telefonino, uno smartphone, quelle robe lì che io non so neanche pronunciare. E io gli ho detto: glielo dia. Ma perché dici così? Perché se non glielo dà non è che lo priva di un mezzo tecnico, lo priva della socializzazione. Quindi vuol dire che la tecnica è già diventata società, è già diventata modo di pensare. Avete scelto voi di lavorare con i cellulari? Oppure vi trovate in quella condizione per cui la tecnica, con le sue procedure, mette in circolazione i cellulari e voi siete obbligati ad averli. Io ho resistito 10 anni, poi zio Mauro, direttore di Repubblica, mi dice: Umberto, prendi il cellulare o non scrivi più su Repubblica? Ho dovuto prenderlo anch'io. Ma, capito, però la mia resistenza per 10 anni l'ho fatta. Servito a niente, naturalmente. Potete fare a meno del computer voi oggi? Potete fare a meno del cellulare? No, non potete. Perché ormai la tecnica ha deciso che la comunicazione avviene così. Io non pago le bollette online perché non sono capace, ma quando vado in posta vedo che ci sono delle vecchiette davanti agli sportelli che chiedono delle spiegazioni. Devo dire che nell'ufficio postale dove vado io le impiegate sono molto gentili e rispondono, però dopo un po' si forma la coda e devono chiudere i discorsi. Qual è la risposta? Che dicono: vede signora, io l'aiuterei volentieri, ma non è di mia competenza quello che lei mi chiede. Franz Stangl. Capito cos'è Franz Stangl? Capito cos'è l'età della tecnica? Bene, nell'età della tecnica è il crepuscolo della religione, certo, se la tecnica funziona con una temporalità rapida, che ha in vista solamente l'efficacia, se la tua identità ti è data dall'apparato, per cui se ti promuovono in carriera hai un incremento di identità, se invece ti fanno il mobbing hai un decremento di identità, per cui non è neanche più una tua identità, l'identità te la consegna l'apparato. Se questo, la verità è diventata, la si misura sull'efficacia. Che cos'è vero? Quello che produce effetti di realtà, perché quello che non produce effetti di realtà non è vero, non è vero. Le ideologie collassate tutte, perché per tenere in piedi un'ideologia ci vuole la tecnica. La religione no, è al crepuscolo totale per la semplice ragione che il tempo religioso è un tempo lungo, eschaton, fino agli ultimi giorni. E quindi deve avere questa dimensione psichica del tempo lungo. Ma la tecnica è abituata ad avere il tempo breve, il tempo scopico, oggi, domani. I risultati si devono vedere subito. E quando tu ti sei allenato a questa temporalità, non hai più lo spazio per una temporalità più ampia. Ed è qui che collassa la religione, per l'incapacità psichica di ospitare una temporalità che oltrepassi la brevità del tempo tecnico. Dopodiché, che le religioni crollano, io lo vedo solo come un beneficio per l'umanità. No, dico queste cose, ma non tanto per provocare, quanto piuttosto perché le religioni non sono la fede. Il cristianesimo non ha recepito niente delle parole di Gesù. Io ho scritto un libro per i bambini, le parole di Gesù, l'ho scritto insieme al più grande biblista che abbiamo in Italia, Ludwig Monti, che è quello che ha tradotto dall'aramaico la Bibbia per la prima volta in Italia. Perché in Italia siamo andati avanti con la Bibbia per 2000 anni dalle traduzioni greche. E non era mai stata tradotta dall'aramaico o dall'ebraico. Dico queste due lingue per il fatto che aramaico ed ebraico
Alcuni libri sono in aramaico, altri sono in ebraico. E finalmente sono state tradotte da lì per la prima volta 3 anni fa. Le edizioni Einaudi li hanno pubblicati, costa l'ira di Dio e quindi nessuno la compra. E poi anche se la compra nessuno la legge. E quindi siamo sempre alle solite, no? Siamo sempre alle solite. Per esempio, una bella scoperta che si è fatta è che la Bibbia dice che Gesù è nato da una Betullah. Betullah vuol dire una giovane ragazza. Che problema c'è se fosse nato da una giovane ragazza? Solo che Betullah è stata tradotta in greco con Parthenos, che vuol dire vergine. E da lì è partita la storia che la Madonna era vergine. Ma in aramaico vergine si dice Halmaha. E allora? Ma mettiamo le cose a posto, no? Mettiamo le cose a posto per bene. Che problema c'è? Se la religione è in mente lo spirito, perché deve sempre partire dall'imene per stabilire se le cose sono pure o impure? Ma per quale ragione? Cioè, perché questo materialismo grasso della religione? Va bene. Beh, Gesù, per esempio, anche qui salta fuori una bella storia. Gesù dice che la salvezza è di questo mondo, non la proietta nell'aldilà. Gesù. Ma i bambini quando vanno a catechismo e fanno la prima comunione non sentono le parole di Gesù, sentono i precetti e i comandamenti della Chiesa, quando altrimenti sentono altre cose. Ma le parole di Gesù non sono state proprio percepite dal cristianesimo. Per esempio, la parola verità in ebraico si dice emet, vuol dire fare. Non vuol dire alla maniera greca contemplare il vero rispetto al falso, vuol dire fare le cose, fare, vuol dire fare. Infatti Gesù dice facciamo poca verità. E cosa vuol dire fare verità? Ero straniero e mi avete accolto, ero ignudo e mi avete vestito, ero affamato e mi avete nutrito, ero carcerato e mi avete visitato. Si fa la verità, non la si contempla. E la salvezza è nel fare verità. Perché non si spiega ai bambini queste cose? Poi, non so, prendiamo il samaritano che scende sulla strada, incontra un poveraccio che era stato bastonato dai briganti che gli avevano portato via tutto quello che aveva. Prima passa un levita e cambia marciapiede, poi passa un sacerdote del Tempio e anche quello non gli degna uno sguardo. Passa un samaritano, i samaritani erano molto odiati dagli ebrei, erano ebrei anche loro, ma era una setta odiata perché era considerata eretica. Passa il samaritano e cosa fa il samaritano? Il samaritano prende sulle spalle questo uomo, lo porta in una locanda, lascia un anticipo al locandiere, dice di prendersi cura di questo uomo e di rimetterlo in sesto. Lui va a Gerusalemme e dice quando torno, se non ti sono bastati i soldi che ti ho dato, ti compenso dell'altro, purché mi risani questo poveraccio. Questo è fare verità. Questo è fare verità. E il prossimo non sei tu che stai davanti a me. Il prossimo sono io che mi faccio prossimo a te. Il prossimo sono io, nell'approssimarmi a te, esattamente come fa il samaritano. Siamo prossimo noi? Ci approssimiamo? Per questo dico le parole di Gesù non sono proprio passate nel cristianesimo. E quando sento dire io sono cristiano, i valori cristiani, i crocefissi nei comizi, le corone del rosario nei comizi, ma come cristiani? Tu da politico puoi fare quello che vuoi e fai bene a fare quello che vuoi. L'unica cosa che non ti riconosco è che quando fai quello che vuoi, per esempio i respingimenti, non sei cristiana, smettila di dire ste robe, perché non c'entra niente col cristianesimo, questa roba qua. Fai pure la tua politica, sei il capo del governo, falla, ma non dire che questo è cristianesimo, per accappiare voti. Gesù una volta è invitato da Simone, che è un sacerdote fariseo del Tempio, perché voleva vedere se Gesù era davvero un messia o quantomeno un profeta. E mentre mangiano arriva una donna, Maria di Magdala, che si inchina
ai piedi di Gesù, glieli lava, glieli unge, glieli asciuga con i suoi capelli, poi si porta alle sue spalle, gli unge i capelli. A quel punto Simone si mette a parlare con i suoi amici, ma quello non è il Messia, perché il Messia non va con le prostitute. Gesù sente e gli dice: Simone, io sono venuto nella tua casa, ma tu non mi hai lavato i piedi. Dunque lavare i piedi, per chi non lo sapesse, era la prima cosa che chi ospitava doveva fare con l'ospite, perché si andava in giro a piedi scalzi. E bisognava lavare i piedi. I musulmani ce l'hanno ancora quando entrano nel tempio di lavarsi i piedi, no? Non so se siete mai andati in quelle terre. E così pure gli ebrei. Io sono venuto alla tua casa, tu non mi hai lavato i piedi, non mi hai unto i capelli. Questa donna sì. E rivolta a questa donna dice: ti siano rimessi i tuoi peccati perché hai molto amato. Ecco qua la categoria fondante del cristianesimo. Questa è la categoria fondante. L'amore. E se gli illuministi fossero stati un po' più svegli, avrebbero capito che libertà, egalità e fraternità erano già stati annunciati dal cristianesimo all'origine. Nel senso che l'egalità, siamo tutti figli di Dio, la libertà non ci sono più né schiavi né liberi né schiavi, e la fraternità è l'amore. Fino al nemico, fino al nemico. E questo bisogna. L'unica volta che Gesù si arrabbia come una iena è quando va nel tempio. E lì vedi i sacerdoti, gli scribi, i farisei, gliene dice di tutti i colori. Gli dice: sepolcri imbiancati, voi ponete sul popolo dei pesi che voi non toccate neanche con un dito. Razza perversa, va proprio di testa lì. Butta giù i banchetti dove la gente vendeva, avete reso questo tempio un mercato, eccetera. Si arrabbia tantissimo, perché Gesù non voleva fondare una religione, non gli è passato mai per la testa questa cosa. Lui quello che chiedeva era la fiducia nella sua parola. Io sono la via della salvezza, io sono la vita. Dovete sapere che la parola vita ha una grossa importanza. Yahweh si chiama il vivente. È il contrario del vivente, non è il peccato, ma la morte. E San Paolo dice: o morte, dov'è il tuo pungiglione dopo la risurrezione di Gesù? Ma tutte queste cose non le si spiegano ai bambini, che capirebbero molto bene che la vita è una cosa importante, che non la si butta via, e che il più grande peccato è questo qua. No, non lo si fa, non lo si fa. Va bene, andiamo avanti. Gli dice: che cos'è allora? Gesù ti dice questa cosa, ti chiede la fiducia e la fede, la fiducia nella sua parola. E la religione che cos'è? La religione è la sacralizzazione della cultura. La religione l'ha inventata San Paolo e non poteva che inventarla lui, perché lui sapeva le lingue, sapeva l'aramaico, l'ebraico, il latino, il greco, quindi poteva girare e parlare qualsiasi lingua e predicare. Non aveva mai conosciuto Gesù, San Paolo, mentre il povero Pietro sapeva l'aramaico, magari anche solamente il dialetto, e quindi insomma sì, c'è lo Spirito Santo che fa il dono delle lingue, d'accordo, poi ciascuno si inventa la sua storia. Però San Paolo ha messo in circolazione il cristianesimo facendo una guerra bestiale nel primo concilio, 51 d.C., con Pietro, il quale voleva trattenere il cristianesimo nell'ambito dell'ebraismo, mentre San Paolo lo voleva diffuso anche ai gentili. I gentili non sono le persone gentili, sono le genti, tutte le genti. E da quel punto lì incomincia a diventare religione culturale, diffusa. Poi con Costantino diventa la religione di Stato, sacralizzazione della cultura romana. Nel Medioevo con Carlo Magno diventa la sacralizzazione del Sacro Romano Impero. Nel 1500, a partire dal 1492, quando Cristoforo Colombo va in Sud America, scambia oro in cambio di battesimi, e chi non si battezza viene ucciso.
E lo dice lui stesso nel suo diario di bordo: abbiamo sacrificato uomini che rifiutavano il segno di Cristo. Sacrificato uomini? Cioè in Italia si celebrava l'umanesimo, no? Nel 500, e di là non si riconosceva che un indigene era un uomo. Erano 15 milioni prima dell'avvento di Colombo, 7 anni dopo erano 15.000. Uno sterminio, in nome di Cristo. La religione e la sacralizzazione della cultura. E queste tutte le religioni, anche il musulmanesimo, anche l'Islam è una sacralizzazione della cultura musulmana. Si sacralizzano le culture, non c'entra niente con la fede che chiedeva Gesù, che non aveva nessuna intenzione di fondare una religione. Altra bella scoperta è che Gesù non dice mai di essere figlio di Dio, mai. Non ho trovato nessun Vangelo a dirlo una volta sola a Pilato: dicono che tu sei figlio di Dio. E lui risponde: tu l'hai detto. Lui si è sempre definito figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo. Quando Paolo va all'Areopago a parlare ai greci, li loda perché oltre ai loro dei hanno fatto anche un altare al Dio ignoto. E dice: sono contento che avete riservato un altare al Dio ignoto, e io vi dico che questo Dio a voi ignoto è il Dio di Gesù Cristo, predicato da Gesù Cristo, il quale è risorto, dice Paolo, e i cristiani non moriranno, ma risorgeranno. Leggetelo gli Atti degli Apostoli. Se siete cristiani, leggeteli i testi sacri, se no che cristianesimo è se non lo leggete? Negli Atti degli Apostoli, capitolo 14, i greci, quando sentono che i morti risorgono, dicono: alcuni risero, altri gli dissero: questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, e se ne vanno. Però dà il nome al Dio ignoto. Dio. Non lo so, credi in Dio, non credi in Dio, ma se io dovessi chiedere chi è Dio a ciascuno di voi, sono convinto che avremo tanti dei quanti sono le vostre immaginazioni di Dio, perché nessuno ha conosciuto mai Dio. E giustamente Meister Eckhart dice: oh Dio, liberimi di Dio. E dice: l'anima che pensa di conoscere Dio è la più lontana da Lui, perché a nominare Dio è la sua volontà, è la sua immaginazione. L'unica maniera per onorare Dio, dice Meister Eckhart è il grande teologo e filosofo del 1300, adesso finalmente sono uscite tutte le sue opere, cristianissimo, mistico. L'unica maniera di onorare Dio è abbandonarlo a se stesso e liberarsi di Lui. E allora finisce che è un'astrazione, ma soprattutto Dio non ha un volto, perché ciascuno gli dà il suo. E dopo incominciano le guerre. Dio dice così, Dio dice così, ma quel Dio è quello che c'hai in mente tu, è quello che ti sei immaginato tu. Dio nessuno l'ha mai visto. Ecco, questo. Gesù non annuncia il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anzi si distacca radicalmente da quel Dio lì, che è il Dio degli ebrei. Non annuncia neanche il Dio dei filosofi, che il Dio dei filosofi è semplicemente un principio esplicativo per giustificare il rapporto causa-effetto. Chi ha creato il mondo ci vuole una causa, la chiamiamo Dio. Gesù, quello che lui predica, è quel rapporto fantastico, bellissimo, a partire dall'ultima cena: uno di voi mi tradirà, poi c'è l'orto degli ulivi, va a vedere dove sono i suoi discepoli per ricevere un conforto da loro, quelli dormono, dormite iaman requiescite, se ne torna da solo a sudar sangue, si rivolge al Padre, non dice: Padre, se puoi allontana da me questo calice, non dice se puoi, perché Gesù non mette in questione l'onnipotenza del Padre, dice se vuoi.
quella sì la metto in dubbio. Se vuoi, allontana da me questo calice. Il Padre non vuole e Gesù subisce l'incoronazione di spine, la flagellazione, sale sul Golgota, cade 3 volte, gli danno un cireneo che gli porta alla croce, viene inchiodato, trafitto, e lì salta con l'ultima parola, Abba, Padre, perché mi hai abbandonato? Assapora l'abbandono di Dio, del Padre, assapora. Questo è il momento della redenzione, la partecipazione alla sofferenza dell'umanità. Non è nel trionfo della risurrezione, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Io non sono cristiano e quindi vi assumo le cose così, ma il vero momento redentivo è la partecipazione alla sofferenza dell'umanità. Questa è la grandezza di Gesù Cristo, è la partecipazione al dolore dell'umanità. È qui che ci si redime. Io sono come voi, vi precedo nella sofferenza della vostra esistenza. Questo è redentivo. È nell'ora nona, quando si sente abbandonato dal Padre, Abba, Padre, perché mi hai abbandonato? È nell'ora nona che scatta l'elemento della redenzione. E non è un caso che il cristianesimo, a sua insaputa, non ha assunto come simbolo della propria religione la risurrezione di Cristo, ha assunto la croce, no? Perché è lì la redenzione, nella partecipazione alla sofferenza degli uomini. Chiudo e dico che le religioni muoiono è solo un beneficio per l'umanità. La cosa interessante invece è ascoltare le parole di Gesù, che sarebbero invece la modalità con cui si potrebbe sviluppare il rapporto di fraternità, che è essenziale per salvare la terra, perché oggi non dobbiamo più considerarci, le ferite della terra sono tali che ci interpellano come membri della specie, e la specie che ci unifica etnie, tribù, popoli, può essere salvata alla sola condizione che si salva la terra, perché fino a prova contraria è solo qui e non altrove che noi possiamo vivere. Ma per salvare la terra bisogna abolire gli stati, perché gli stati si reggono sulla logica del nemico, solo che oggi l'umanità non si trova più a dover difendersi da un nemico che sta ai suoi confini, deve difendersi da se stessa. Deve difendersi da se stessa, se è vero quello che dice quel sociobiologo interessantissimo che si chiama Edward Wilson, che tra le specie dei viventi, la specie umana, con la sua distruttività, è diventata una forza geofisica spaventosa, la cui capacità distruttiva supera le distruzioni che la natura può fare da sé. E allora ci vuole una cultura, una sorta di cultura dove l'uomo non si sente tanto interpellato come sulla base dell'appartenenza ad una terra natia. Quello che c'è da salvare è la terra che viene prima della terra natia, ed è qui che si giocano le carte del nostro futuro. Per questo bisogna, appunto, dicevo, abolire gli stati, cosa che peraltro la tecnica ha già fatto, perché la tecnica non è che si è trattenuta in uno stato, è diventata mondiale, cosa che ha già fatto il mercato, quello di oltrepassare tutti i confini, è vero? Perché il mercato non si ferma, oggi le merci sono più libere di circolare di quanto non siano liberi gli uomini, a questo livello siamo noi arrivati. L'hanno fatto loro, allora proviamo a fare un'evoluzione di questo tipo. Come l'uomo si è evoluto biologicamente, non può evolversi anche culturalmente? Non può abbandonare quel modello che deve dominare il mondo di origine cristiana? Non può abbandonarlo? Fare questo passaggio culturale? E se la logica del nemico ha fatto progressi tali che partendo dalla clave è arrivata la bomba atomica, non è possibile fare un passaggio culturale analogo e uscire fuori dalla logica del nemico per entrare in una logica di fratellanza, questa fratellanza non è garantita dai diritti dell'uomo, perché i diritti dell'uomo, se non includono i diritti della natura,
appartengono ancora all'antropocentrismo e diventano un elemento distruttivo. I diritti dell'uomo devono comprendere i diritti della natura, sul modello di Francesco d'Assisi, che chiamava fratello il sole, fratello il vento, sorella l'acqua, sorella la luna. Solo se includi i diritti della natura, i diritti dell'uomo si giustificano, ma se li escludi non fai altro che rigenerare in una forma apparentemente nobile quell'antropocentrismo che ci ha portato alla rovina della terra. Grazie, buonasera.